Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. Come ogni anno il Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica sul gradimento dei presidenti della regione e dei sindaci in Italia. Renato Schifani occupa l'11° posto, registrando una crescita di quasi 9 punti rispetto alle elezioni scorse. La Procura di Catania ha posto in stato di fermo 3 persone relativamente alla sparatoria avvenuta nelle scorse settimane nel quartiere di Inesima e nella quale perse la vita un uomo e un altro rimase gravemente ferito. L'ex ospedale Ascoli Tomaselli di Catania diventerà un campus universitario. Grande soddisfazione espressa da CGIL su Unieudù, che chiedono al tempo stesso tempi celeri per la realizzazione dell'opera. Passiamo al calcio. Dal ritiro di Lonzone ha parlato il capitano del Palermo Matteo Brunori, che ha dichiarato di aver rifiutato importanti offerte dal Qatar pur di realizzare il suo sogno, ovvero quello della promozione in Serie A con il club rosanero. Chiudiamo con il meteo. Domani previsto bel tempo in Sicilia con temperature che non subiranno particolari rialzi. Si soffrirà maggiormente l'afa nelle zone costiere per via degli alti tassi di umidità. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.